Sesta corsa il centrale, premio Armadillo, una prova per 4 anni di ottimo livello. 1 Benur, Risaia TRGF, 2 Benedetta Jet, 3 Brigitte Rock, 4 Barnaba Baba, 5 Battost, 6 Bullo Jack, 7 Blasco Real, 8 Boston Trio con favorito netto Bullo Jack dopo la devastante impressione di Milano. Autostart che accelera e li lascia con veloce Benedetta Jet, che come prevedibile mantiene l'iniziativa nei confronti di Brigitte Rock, la quale parcheggia in seconda posizione alla corda. Barnaba Baba all'esterno, poi Bullo Jack che si sistema in seconda pariglia alle spalle di Barnaba Baba, primi 200 di Benedetta Jet che se ne vanno in 14,2. La leader cerca di riprendere un po' in mano, arriva però Barnaba Baba, deciso al largo, attacca Benedetta Jet, la quale deve riaprire perché insiste Barnaba, 28,8 con un 14,6, attacca ancora Barnaba Baba nei confronti di Benedetta Jet che fa capire di voler correre al comando. Barnaba Baba cerca allora posto lungo i birilli avanti a Brigitte Rock e lo trova, però lo trova un po' così. Numero 3, Brigitte Rock, squalificato. Bullo Jack allora avanza all'esterno. Lungo la corda Benur, Risaia TRGF, in pariglia c'è Battost, quindi ancora Boston Trio in terza pariglia al largo, 58,3 la metà gara con Bullo Jack che va a fare match con Benedetta Jet, la mette sotto pressione in maniera severa dopo 900 metri di corsa. Benedetta che si difende in testa e Bullo Jack che attacca al largo, 1,13 il primo chilometro, li segue da vicino Battost, tende già a passare Bullo Jack a palo lontano nei confronti di Benedetta Jet. Battost che fila il nuovo leader, poi ancora Boston Trio a 400 dalla conclusione, 1,27,3 3 quarti di miglio, in vantaggio Bullo Jack, inseguito da Battost, gli altri più distanti con Boston Trio che cerca di passare in terza posizione su Benedetta Jet. Intanto però il leader accelera ancora, fa 14,5 la piegata conclusiva, entra in retta, arriva in vantaggio Battost che prova ad andare all'attacco ma Bullo Jack si difende. Bullo Jack che ripete la prestazione mostra di Milano, vince facile nei confronti di Battost. Al terzo Benur, Risaia TRGF, 1,12,7 il ragguaglio cronometrico, 1,56,7 sul mio chilometro per il successo di Bullo Jack. Alessandro Gocciadoro che allena e guida per la scuderia Maydem 92, il successo del figlio di Ghiaccio del Nord che conferma la bellissima impressione ed è stata la prima per Gocciadoro. Questa seconda batte facile Benedetta Jet a palo lontano, poi si difende dalle offensive di Battost, chiude in surplus sul palo, netto vincitore Bullo Jack e Alessandro Gocciadoro.